Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, la bottega dell'Acquaviva, in via Po Vecchio 20 a Portoviro, spaccio di articoli ittici. Voce di Rovigo, Melara, il Covid si porta via Remo Parente. Pioniere e maestro della pirotecnia mondiale, visionario imprenditore, cavaliere del lavoro, con lui se ne va un pezzo di storia dei fuochi d'artificio. Romualdo Parente è morto domenica all'età di 80 anni, colpito dal coronavirus. Rovigo, mercato, siamo arancioni ma per il mercato zero restrizioni. Al momento la normativa non ne prevede. Oggi e con tutta probabilità anche giovedì prossimo il mercato di Corso del Popolo si svolgerà come di consuetudine. Infatti il nuovo DPCM non stabilisce restrizioni per l'attività mercatale. Adria, la rivoluzione viabilità continua. Tocca ora a via Ruzzina. Il comune avvia l'istruttoria per i posteggi riservati. È nostra intenzione, dice il sindaco, approfondire l'istruttoria e avere altri confronti con gli operatori di interesse locali e i residenti. Pesca, il fermo colpisce un settore già in ginocchio. La marineria clodiense è in una situazione non facile, danno un po' di respiro i fondi europei. Il raddoppio delle giornate di fermo tecnico è una misura inaccettabile che va a colpire ulteriormente un settore di forte difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. E questo è il commento dell'assessore regionale alla pesca di Regione Veneto, Cristiano Corazzari. La buona notizia di queste ultime ore è che sembra che le giornate di stop verranno indennizzate con soldi di fondi europei. Viabilità, autostrada A13, 4 notti consecutive di chiusura per lavori. Sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra i caselli di Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova, dalla notte di martedì 9 marzo e per 4 notti consecutive, dalle 22 alle 6. Rovigo, cultura, siamo arancioni, stop alle visite guidate al teatro. È il triste annuncio del comune di Rovigo. Sospese le visite guidate al teatro sociale. Infatti con il passaggio in zona arancione non è più possibile accedere al teatro neanche per le visite. Coronavirus in Polesine, contro il contagio che cresce, boom di vaccini, oltre 900 in 24 ore. Numeri mai visti per l'ULS 5 che scatena l'offensiva contro il virus. Le vaccinazioni sono state eseguite tra la popolazione over 80 e il personale della scuola. Sport, rally, auto storiche, Luise c'è. Grande voglia di rifarsi dopo la delusione dello scorso anno. Matteo Luise, il pilota di Adria, dopo aver visto sfumare il bis tricolore per soli 4 punti lo scorso anno, è deciso più che mai a rifare suo il titolo nazionale. Rovigo, da oggi sino al 30 aprile, disagi in tangenziale per lavori. Da oggi, per consentire i lavori di ripristino dei giunti di dilatazione del viadotto Borsea, sono previste limitazioni lungo la strada statale 16 Adriatica nel comune di Rovigo. La modifica alla circolazione sarà valida fino alla conclusione dei lavori, prevista per venerdì 30 aprile. Sempre a Rovigo, i volontari di Plastic Free hanno ripulito il fossato della Vergogna. Via tutti i rifiuti dal fossato dell'area commerciale e i volontari del gruppo Plastic Free Onlus in 2 pomeriggi hanno raccolto diversi sacchi di immondizia. A fare il punto sull'attività del gruppo Massimo Siviero, referente della Onlus per la città di Rovigo, che conta ormai l'adesione di ben 23 persone. Da Rovigo oggi, ambiente, si abbassa il livello dell'acqua e sul fondale spunta di tutto. Carcasse di biciclette, bidoni, semafori, cartelli stradali in Adigetto Rovigo, dal ponte di via Curiel. Oltre alle belle tartarughe si possono ammirare anche tante schifezze. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!